All'ex caserma Serena, tensione fra una parte di migranti in quarantena nella notte devastata all'infermeria. Il direttore dell'ULSS 2 Benazzi dice i facinorosi devono essere individuati. Caserma Serena, Zaia, nessuno deve uscire dalla struttura. I veneti hanno fatto 3 mesi di lockdown senza fiatare e invoca controlli rigorosi da parte della prefettura. Intanto salgono a 45 i focolai di coronavirus in Veneto, ma la carica virale continua a essere bassa. Nuova ordinanza regionale, prorogate le misure esistenti fino al 15 ottobre. Occhi puntati adesso anche all'ex caserma Zanusso Oderzo con 211 migranti, dubbi e timori tra i residenti, attesa per i tamponi promessi. Al Ferro Hotel di Treviso invece esami già eseguiti, l'esito è negativo. Restano disperate le condizioni del bimbo di 4 anni travolto dal cancello di casa, Tosson de Casier, ore cruciali per le sorti del piccolo. Cultura in lutto per la morte di Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton Studi e Ricerca, aveva 61 anni e combatteva da tempo con la malattia. Picchia e minaccia i genitori e quando interviene la polizia cerca anche di disarmare un poliziotto, 24enne trevigiano, arrestato. Veneto nella morsa del caldo torrido che non se ne andrà nel weekend. Treviso e Vicenza, le città capoluogo più calde, tra domenica e lunedì previsti temporali. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque il telegiornale di Treviso, questi i titoli. Purtroppo però abbiamo un aggiornamento ed è il peggior aggiornamento possibile che potevamo darvi e riguarda il piccolo Tommaso Tiveroni, il bimbo di 4 anni che era stato travolto dal cancello della casa dove la famiglia si sarebbe trasferita tra pochi giorni ad Osson di Casiere. Di questi istanti la nota dell'ULSS 2 che purtroppo conferma come il bambino è deceduto. La procedura di accertamento decesso si è conclusa poco dopo le 19. Erano condizioni disperate fin dal momento in cui era avvenuto l'incidente, 24 ore e più di fiato sospeso con condizioni disperate. Era ricoverato all'ospedale Cafoncello il piccolo vegliato da mamma e papà, famiglia molto nota in paese. Tutti in queste ore avevano espresso un pensiero, una preghiera a questi giovani genitori che hanno anche un altro bimbo di 2 anni. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura sull'incidente. Il pesante cancello che ha travolto il piccolo a quanto pare era stato installato da poco in attesa di una successiva elettrificazione. Cosa sia esattamente accaduto dovrà accertarlo la magistratura. La famiglia, mamma e papà con i 2 figlioletti e la nonna erano andati a fare un sopralluogo nella nuova casa l'altra sera. Al momento poi di uscire il piccolo Tommaso, che pare fosse l'ultimo del gruppo, è stato travolto dal cancello che forse aveva inavvertitamente urtato. Poi appunto la corsa in ospedale, l'attesa di queste ore e purtroppo poco fa vediamo anche nelle immagini la morte purtroppo del piccolo Tommaso, che è stata accertata dai sanitari. Adesso torniamo a parlare del coronavirus. Allora, subito vediamo intanto l'aggiornamento, il report diciamo dell'azienda Zero con l'ultimo bollettino che in Veneto vede 18 nuovi contagiati. Nella seconda parte della giornata non ce ne sono a Treviso, ma poi ci sono invece quelli della notte di cui vi daremo conto fra pochissimo. Questo è intanto il report delle ultime ore del pomeriggio, 18 i casi totali in Veneto, 7 nel cluster di Padova, nella zona di Padova, 1009, salgono a 1009 i casi attualmente positivi, 2075 i decessi, 17.054 i negativizzati. C'è un decesso in più che si registra. Restano invece il dato delle persone in ospedale, 114 in area non critica e 7 in terapia intensiva. Per quanto riguarda 7 nuovi positivi oggi, nella fascia mattutina del report nella Marca, sono legati a un cluster esistente nell'area dell'ex ULSS 8, contatti lavorativi e familiari. Tutti e 45 i tamponi invece del reparto malattie infettive
del personale delle malattie infettive, perché c'era anche quell'altro caso, sono risultati fortunatamente negativi. Questo per gli aggiornamenti delle ultime ore. E poi c'è il caso che tiene banco in queste ore non solo a Treviso e Casier dell'ex caserma Serena. Da un lato i dati sanitari sono tutto sommato confortanti, perché come sappiamo sono in gran parte praticamente asintomatici, dall'altro c'è la questione sicurezza, il forte nervosismo che comunque è presente all'interno della caserma e che ha portato nella notte una parte dei migranti a distruggere l'infermeria. Mi è stato riferito dai miei collaboratori che è stata distrutta l'infermeria. Nemmeno 24 ore dalla chiusura totale del centro di accoglienza e già ci sono stati i primi episodi di violenza all'interno dell'ex caserma Serena. Infermeria devastata nella serata di ieri e definitivamente distrutta questa mattina da un gruppuscolo di richiedenti asilo che con queste azioni puntano ad ingrossare le file di possibili rivoltosi. È il segnale di quanto sia già difficile gestire i migranti, lo dà la presenza delle forze dell'ordine all'esterno del perimetro, ma soprattutto i lavori immediati chiesti a Contarina sul lato ovest, fino a ieri una vera e propria foresta dove chiunque poteva sparire saltando la cinta muraria. E se sul fronte sicurezza i segnali non sono per nulla rassicuranti, diversa invece è la situazione sul fronte contagi. Dopo aver fatto ovviamente 315 tamponi, di cui 293 agli ospiti e 22 agli operatori, abbiamo i soliti 133 positivi, abbiamo sostanzialmente isolato i positivi da quelli che sono negativi, quindi che non hanno contratto il virus. Però anche su questo fronte il comportamento dei richiedenti asilo non aiuta e si parla con insistenza di promiscuità tra contagiati e non. Noi abbiamo lavorato bene, posso garantire, la dottoressa Puppo e i suoi collaboratori, in accordo con la prefettura, planimetria alla mano, hanno deciso quali edifici vanno, come le dicevo, i positivi e in quali edifici vanno i negativi. I positivi in un edificio grande, i negativi in 3 edifici all'interno della caserma. Quindi sconfesso assolutamente questa persona. Secondo luogo dipende da loro, cioè voglio dire, noi l'isolamento l'abbiamo fatto, però ovviamente la cultura ci porta a dire che dipende solo da loro. Se loro hanno voglia di rispettare le regole, come dovrebbero, sicuramente la promiscuità non esiste. Che all'interno della caserma ci sia movimento lo testimoniano queste immagini girate stamattina, stimolato dal continuo andirivieni di connazionali che portano generi alimentari a chi non può uscire. Quello che preoccupa maggiormente il direttore generale è un gruppuscolo di stranieri che come a giugno di regole proprio non ne vogliono sentir parlare. Io credo che a queste persone va data una chiara linea, o si comportano in un certo modo o chiaramente devono andare via, perché all'interno di tutto il gruppo ci sono brave persone, ci sono famiglie, ci sono bambini, quindi chi ha intenzione di fare tra virgolette il lazzarone non può stare là dentro. Dottor Benazzi faceva riferimento appunto a queste voci di promiscuità che dice appunto non possono esistere perché il nostro piano è preciso, però dall'interno, ecco, sentiamo quali sono le voci a cui fa riferimento il dottor Benazzi. Una l'abbiamo raccolta ieri sera durante una nostra diretta e poi un'altra di una migrante noto perché era salito all'Unione della Cronaca per aver conseguito la maturità proprio durante il suo soggiorno all'interno della struttura della ex caserma Serena. Sentite queste voci di inquietudine dalla caserma. Non possiamo stare tutti insieme così. Noi abbiamo negativo, alcuni hanno positivo. Devono dividere tutte le persone, quelle che hanno il virus le mette in parte, quelle che hanno il negativo le mette in parte. Una testimonianza che confermerebbe la continua promiscuità tra negativi e contagiati all'interno dell'ex caserma Serena, ma che sottolinea come questa situazione stia alimentando costantemente una tensione tra i richiedenti asilo. Ho paura, sì, ho paura, perché se hai il virus devi stare da solo, non devi toccare, non devi stare vicino a me. Che le indicazioni arrivate dalla USL sul confinamento dei positivi in un unico padiglione e dei negativi nelle altre 3 strutture non siano ancora operative lo conferma anche Patrice Kwame, livoriano diplomato a luglio al Fermi, che abbiamo raggiunto al telefono. C'è niente ancora di questo qua che hanno detto ieri, quindi stiamo aspettando ancora. Quindi adesso positivi e negativi come siete? Siamo insieme. Le persone che sono negativi hanno paura.
perché quando sei negativo, vivo con le persone che sono positive, puoi avere la malattia. Una tensione destinata comunque a crescere perché è legata alla preoccupazione di perdere le già poche occasioni di lavoro. Siamo tutti in quarantena, quindi non posso uscire per andare a fare quello che sai che il mondo di lavoro è difficile, quindi quando tu hai un appuntamento con un lavoro devi andare. Per le persone che stanno lavorando, che adesso siamo tutti qua, è una situazione ancora più è difficile anche. E anche della situazione all'ex caserma Serena ha parlato oggi nel punto stampa odierno il governatore Zaia a Marghera, parlando anche di nuovo numero dei focolai in Veneto, 45, ma anche del fatto che il dato importante riguarda la bassa carica virale che rimane appunto costantemente così bassa e con una presenza in maggior parte di asintomatici. Abbiamo capito che c'è chi è più contagioso e chi è meno contagioso. Questa è la famosa carica virale, no? Parte da questa premessa Luca Zaia nel tracciare la curva epidemiologica di questo mese di luglio che ha visto un aumento di focolai, sono 45, ed isolamenti domiciliari, oltre 3.700, 3.000 in più di un mese fa, ma la differenza sta, e non è poco, nella sintomatologia. Abbiamo una quantità, a differenza della fase cruciale, diciamo quella pesante del coronavirus di marzo-aprile, abbiamo una quantità di positivi asintomatici importante, passano il 70%. La dimostrazione più lampante arriva dalla caserma ex Serena di Casier, dove tutti i casi segnalati sono di fatto asintomatici, ma qui il problema è soprattutto di ordine pubblico. Stamattina ho sentito anche il prefetto di Treviso. Stiamo ragionando per capire se abbiamo potestà giuridica per fare qualcosa di più a Treviso. Però oggettivamente noi il piano di sanità pubblica l'abbiamo applicato con tutta una serie di prescrizioni. Per me quella caserma di Casier Treviso resta zona rossa. Da qui l'appello alla stessa prefettura. Penso che quella caserma debba essere gestita, e l'appello che rinnovo alla prefettura e alle forze dell'ordine in maniera assolutamente severa. Cioè noi abbiamo avuto 5 milioni di veneti che si sono chiusi in casa per mesi. Non capisco quale sia il problema di chiedere a 300 persone di farsi la quarantena in maniera separata tra positivi e negativi. Aggiungo che noi andremo a testarli ogni 7 giorni. Nel frattempo sono stati fatti anche 723 tamponi a lavoratori di rientro dall'estero e alle badanti, e proprio alle famiglie con badanti si rivolge Zaia perché si favoriscano tamponi ed eventuali periodi di quarantena. Chi può la gestirà con una stanza con un bagno a sé, perché di solito accade anche questo, che c'è comunque una stanza dedicata e un bagno dedicato. Chi non può chiederà aiuto all'ULSS. Insomma, cercheremo sempre di essere comunità, perché è un po' sto mondo che sta diventando sempre della mela spaccata a metà, no? Siamo davanti a un'emergenza, siamo tutti chiamati a fare quello che possiamo. Firmata inoltre la nuova ordinanza regionale che proroga tutte le misure fino al 15 ottobre, mascherine e distanziamento sociale restano punti cruciali. Firma un'ordinanza che proroga tutte le misure, quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole, fino al 15 di ottobre. 15 ottobre che è poi il termine ultimo dello stato di emergenza dichiarato dal governo, ma è la stessa ordinanza regionale a lasciare una finestra per l'8 agosto per valutare i contenuti del nuovo DPCM e possibili novità come per le crociere. Adesso invece parliamo di un altro fronte. Come sappiamo, lo ha detto ieri il prefetto Laganà, adesso il prossimo obiettivo è fare i tamponi all'ex caserma Zanusso. Siamo dunque a Oderzo, qui ci sono 211 migranti ospitati all'interno e quindi c'è attesa anche per questo fronte a partire dal sindaco. La responsabilità di tutto ciò è statale e quindi bisogna che il governo se ne assuma la responsabilità
sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista morale e delle conseguenze che queste cose possono avere. Il sindaco di Oderzo vuole ad ogni costo responsabilizzare il governo su ogni possibile scenario possa presentarsi all'interno della ex Zanusso e allo stesso tempo accoglie con favore l'ipotesi di fare i tamponi agli ospiti della caserma, come è stato preannunciato dal prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà. Ma di una cosa è certa, se si dovessero trovare dei positivi al Covid, come è successo nella caserma Serena, anche Oderzo è pronta a chiedere i danni allo Stato. Ritengo che il sindaco Conte abbia fatto benissimo e che quindi faremmo anche noi la stessa cosa, perché il danno è un danno economico per i tamponi, ma è anche un danno di immagine. Per il primo cittadino la situazione non dovrebbe però essere preoccupante. Ad oggi non è stato segnalato nessun caso. La situazione è sotto controllo, ma di richiedenti asilo per la Scardellato non ne devono assolutamente arrivarne ancora. La cosa che in qualche maniera tranquillizza è che non c'è nessun nuovo arrivo da molto tempo, quindi le persone che sono dentro la caserma sono lì da parecchio tempo, quindi non ci sono nuovi arrivi. E poi per quanto riguarda Oderzo noi abbiamo avuto anche un numero relativamente basso di casi, quindi anche la possibilità di contagio non è elevatissima, quindi questo non ci fa preoccupare tantissimo. Chiaro che un posto dove ci sono così tante persone concentrate è pericolosissimo, perché se lì dovesse partire il contagio si diffonderebbe con molta velocità. Un ulteriore motivo, seppur ce ne fosse bisogno, per non farne venire degli altri. E poi c'è la gente, i residenti insomma, della zona vicina all'ex caserma, la situazione è sotto controllo, ma le perplessità evidentemente e le inquietudini restano. All'interno della ex Zanusso, fra i 211 ospiti, da tempo si sono messe in atto tutte le misure di sicurezza anticontagio, ma nonostante tutto la preoccupazione rimane palpabile. I cancelli della ex caserma anche oggi continuano ad essere aperti, chi si sposta a piedi, chi con mezzi pubblici o in bicicletta per cercare o recarsi a lavoro, e i richiedenti asilo in questi giorni, tornati alla ribalta per i problemi legati alla pandemia, evitano con un certo nervosismo il nostro microfono. C'è paura per il Covid? La notizia che i controlli con i tamponi verranno effettuati a tutti gli ospiti qui non è ancora arrivata, ma è solo questione di giorni. Fra i residenti ad Oderzo e nei pressi del centro di accoglienza nel frattempo cresce la preoccupazione. La Zanusso vogliono fare i tamponi. È bene che li facciano perché siamo a rischi tutti. Bisogna avere prudenza. Io ho anche il marito malato. Avete paura? Sì, che dobbiamo fare? Noi siamo inermi e siete voi che ci dovete proteggere. Tutto ha un limite, anche noi siamo stanchi, onestamente. Non so cosa possa succedere. Ma qui non abbiamo sentito nulla che ci sia cose del genere. Preoccupazione c'è, ma però sentori, se segnali, sappiamo che non c'è questo pericolo qua. Finora non ne hanno segnalato nulla, quindi finché non c'è segnalazione ci preoccupiamo come per tutti, come per noi, come per tutti quanti. Non credo che ci sia un allarme superiore. Cioè, è chiaro che se trasferiscono persone da fuori, che arrivano nuovi sbarchi, il pericolo c'è. Dunque abbiamo visto l'ex Zanusso a Oderzo. Torniamo a Treviso, una struttura certamente con numeri diversi, ma comunque presente, quella del Ferro Hotel a Treviso, ma qui chi gestisce la struttura spiega i tamponi, li abbiamo già fatti. Lei è responsabile del Ferro Hotel, come prendete questa decisione? No, noi lo facciamo già, abbiamo anche grande collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione. Non teme focolai nelle strutture che ha in carico Abdallah Kerzagi, l'altro volto della gestione degli immigrati nella Marca. Lui ha puntato su gruppi più piccoli rispetto ai numeri della Serena, il maggiore dei quali è il Ferro Hotel di Via Dandolo, con 50 richiedenti asilo a 2 passi da Piazza dei Signori a Treviso. Per Kerzagi la Serena sarà sempre un centro a rischio finché ci saranno così tanti immigrati all'interno. Ovvio che la situazione non è facile, come dicevo, era anche un sbaglio di qualcuno che ha concentrato tutto sui grandi centri, qualche politico. Come anche come taglio è stato anche tagliato la scuola di italiano, è stato tagliato il sostegno psicologico che è importante, è stato anche
state tagliate delle ore delle mediazioni culturali. Questo, secondo Cazzaragi, che l'immigrazione l'ha vissuta sulla sua pelle, alimenta anche la violenza frutto di una mancanza culturale dei migranti. Noi praticamente abbiamo cercato di parlare con i ragazzi, di evitare contatti con altre persone. Questo è importante. Poi anche la distanza è importante di evitare i sovraffollamenti per i ragazzi e quando devono praticamente socializzare questo, e poi cercare un po' di lavarsi le mani, cercare di usare la mascherina. Tutte operazioni che sono diventate il quotidiano all'interno di questa struttura, ma anche delle altre gestite dalla cooperativa. Fate il controllo della temperatura all'entrata? Sì, ovvio che quello è ovvio come... In questo momento quante persone state seguendo voi come associazione? Noi come Ferrotel abbiamo una cinquantina di persone. Ma la soluzione risolutiva dovrebbe essere l'accoglienza diffusa, dove però i no arrivano anche dagli immigrati che si sono integrati. Dove trovi una persona che dà la disponibilità della sua casa o del suo condominio per dei richiedenti asilo, anche stranieri che proprietari di casa rifiutano questo. Chiudiamo la pagina coronavirus, la riapriremo poi nelle notizie da Belluno. Un lutto che colpisce il mondo della cultura trevigiana. È morto Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Si è spento all'ospedale di Mestre in seguito ad una lunga malattia Marco Tamaro, 61 anni, direttore della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, un incarico rivestito dal 2009 con grande passione ed energia, unendo alle qualità manageriali una profonda sensibilità umana. Molti i progetti che in questi anni Tamaro ha portato avanti nella Fondazione, nel campo dello studio e della ricerca, delle attività editoriali, della formazione e della cura dei luoghi, ma anche dell'arte, impegnandosi con particolare tenacia nel progetto Treviso Città dipinta, la musica, il cinema ed il teatro. Molto forte il suo impegno per la città, per pensare e ridisegnare alcuni luoghi simbolo come ad esempio le mura e il prato della fiera. C'è sempre stata la festa e la fiera nel prato, ma i decibel e l'occupazione degli spazi e il modo di usare quel luogo erano diversi. Bisogna ritrovare il modo di fare festa con una misura diversa. E poi l'impegno per l'ambiente, il paesaggio, i luoghi di valore, in un legame sempre più stretto tra comunità e territori, come ci spiegò in occasione del concorso del 2011, con parole che suonano oggi di grandissima attualità. Questi temi legati alla comunità, legati al territorio che ha perso il suo significato, i suoi segni, cominciano pian pianino a entrare nel vocabolario anche della gente comune, che forse si pone in un modo diverso, comincia a porsi in un modo diverso, sarà anche la crisi forse, l'idea di voler qualcosa di meglio, che non è magari sempre per forza costruire qualcosa, ma fruire diversamente di determinati luoghi. La cerimonia laica di saluto a Marco Tamaro si terrà domenica 2 agosto alle 18:30 a casa Luisa e Gaetano Cozzi a Zero Branco. Ha picchiato e minacciato i genitori e ha anche tentato di rubare la pistola a un poliziotto. È successo a Treviso, un raptus di violenza e di follia di un trevigiano di 24 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, che nella tarda serata di mercoledì scorso è stato arrestato dalla polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, minaccia a pubblico ufficiale e anche tentato furto aggravato. Ha spinto a terra la madre, causandole una grave ferita alla testa, e poi addirittura ha minacciato anche il padre con una pala. Fortunatamente è scattato in tempo l'allarme alla polizia e, come dicevamo, le volanti giunte sul posto hanno cercato di fermare il ragazzo che ha cercato di rubare la pistola di uno dei poliziotti e fortunatamente è stato bloccato in tempo. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta. Il Veneto e anche la Marca nella morsa del caldo in questi giorni. Oggi in particolare
con il picco previsto da ARPAV, numerose le chiamate al suo 118 per malori soprattutto di anziani. Treviso e Vicenza peraltro sono state oggi le città capoluogo con le temperature più alte registrate. Ma a quanto durerà questa ondata di afa, di calore? Ce lo dice il generale Iannicelli, come sempre, come ogni venerdì. È evidente il predominio di un anticiclone forte, intenso, che favorisce tempo stabile almeno in pianura, ma soprattutto purtroppo causa temperature veramente alte, veramente torride, in questi giorni 35-36 gradi di massima e le minime 24-25 gradi. È bene ricordare che i 35-36 gradi sono valori rilevati in capannina, all'ombra. Una persona al sole deve sopportare temperature ben al di sotto dei 50 gradi. Abbiamo detto anticiclone che ancora è intenso, quindi garantisce sabato cielo in prevalenza sereno, attività con uniforme durante il pomeriggio. Domenica ancora tempo stabile, però dal tardo pomeriggio si potrebbe infiltrare un po' di aria instabile, un po' più fresca da nord, dove dà già effetti, sta dando già in queste ore, questi giorni, effetti sui rilievi con temporali anche intensi, quindi potrebbe causare delle precipitazioni anche a carattere temporalesco. Per lunedì ecco forse il giorno peggiore, quindi avremo questa confluenza di aria più fresca con aria calda e quindi avremo un cielo molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi che si susseguiranno. Lunedì sole, una pausa, poi ancora 7 giorni di tempo buono con temperature che ritornano nei valori normali. Comunque a fine settimana ancora minime 23-25 gradi, massime 35-36 gradi. Venti deboli di direzione variabile, naturalmente brezza sulle coste, una brezza salutare, e l'Alta Adriatica è previsto praticamente quasi calmo. È tutto. E intanto ci si può rinfrescare con la magia. Allora, ieri sera la prima delle 3 serate di Antena 3 dedicate alla magia a Treviso. Questa sera 21:15 nuovo appuntamento, questa volta con lo spettacolo The Magic Side of Treviso. La magia, il benessere, la scoperta dei luoghi più belli della città. Si chiude la seconda edizione del Festival di Arte Magica che quest'anno, dopo il lockdown e le attuali difficoltà, è dedicato alla ricerca della felicità ed ha offerto momenti di svago, intrattenimento, oltre che un'occasione di promozione turistica di Treviso. Come l'anno scorso si vede dal sorriso delle persone e quindi dall'attaccamento e dall'affetto che dopo la prima edizione del festival stanno dimostrando i cittadini anche quest'anno. E tra l'altro un format che prende anche una veste turistica quest'anno, perché stasera riprendono i tour della Treviso Magica e quindi una scoperta delle bellezze segrete, ma ovviamente dei siti culturali più belli della città, raccontati attraverso gli occhi e le mani, la magia dei più grandi illusionisti mondiali. E la prima parte del tour The Magic Side of Treviso andrà in onda stasera su Antenna 3 dalle 21:15. Domani invece, sempre alle 21:15, la terza serata dedicata alla magia con la seconda parte di The Magic Side of Treviso. Adesso invece le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare di coronavirus perché resta molto alto il livello di attenzione sanitario per il monitoraggio dei contagi Covid in provincia di Belluno. Ieri la notizia di una nuova positività a carico di una persona che lavora da tempo in Alto Adige ma che risiede in provincia. E questa notizia ha fatto scattare l'allerta per il momento gestita dalla sanità altoatesina. Tamponi a tappeto intanto in un albergo al passo di Monte Croce Comelico. Stiamo lavorando. Siamo in un pagliaio, cerchiamo il lago. Questo è quello che sta. Cioè, vorrei ricordarvi che 15 contagiati al giorno su 5 milioni di veneti, cioè significano un lago nel pagliaio, noi lo dobbiamo trovare, identificare. Probabilmente abbiamo dei contagiati che si negativizzeranno e finirà là e noi non lo sapremo mai. Sono ore di preoccupazione per la sicurezza della salute dei lavoratori cosiddetti transfrontalieri. Il presidente Zaia lo sottolinea dopo il caso della positività Covid segnalata ieri dall'azienda sanitaria di Bolzano. Si tratta di una persona residente nel Bellunese da tempo in Alto Adige per lavoro. La positività è stata riscontrata nell'ambito dei controlli di routine per un caso di Covid in un collega del lavoratore bellunese che, asintomatico, è rientrato a domicilio senza venire in contatto con persona alcuna. Le attenzioni devono essere massime, perché i lavoratori in linea teorica dovrebbero utilizzare la mascherina, soprattutto in ambienti chiusi e in strutture recettive. Se usi la mascherina non ti infetti, questo è un dato concreto.
Attualmente, spiega Sandro Cinquetti, dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti, stiamo eseguendo il tampone a 7 bellunesi segnalati come contatti di una persona della provincia di Bolzano riscontrato positivo al Covid. I tamponi a tappeto sono in corso nel vicino Alto Adige, dove nelle ultime ore è emerso un focolaio in una struttura alberghiera di Sesto Pusteria e per il criterio di massima estensione gli accertamenti sono stati sottoposti anche gli ospiti di un albergo a Passo Montecroce Comelico. Ieri sera al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti è stata comunicata una sospetta positività al SARS-CoV-2 per 4 dipendenti di un'azienda bellunese. L'ULSS Dolomiti in via precauzionale ha isolato le 4 persone segnalate e ha eseguito questa mattina tamponi di controllo sia per gli interessati che per i loro 10 stretti contatti. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica che conferma la possibilità di forti temporali nel Bellunese nelle prossime ore fino alla mezzanotte di domani. Sono infatti possibili fenomeni temporaleschi anche intensi sull'arco alpino, quindi resta un po' l'allerta anche dopo quanto accaduto, insomma la bomba d'acqua di Auronzo, peraltro con il sindaco che chiede in queste ore lo stato di calamità. Lo stato di attenzione è dichiarato dunque fino alla mezzanotte di domani per criticità idrogeologica per i bacini dell'Alto Piave. Si segnala la possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, specie nella zona di allertamento. E sono gravi le condizioni di un'alpinista milanese volata per una ventina di metri sul 7° tiro della via Hegger sulla piccola delle 3 cime di Lavaredo. La donna, 25 anni, prima di cordata, è stata portata in sosta dai 2 compagni che hanno lanciato l'allarme. L'alpinista ha riportato un grave politrauma ed è stata trasportata all'ospedale di Belluno dall'elicottero del SUEM. Oggi invece il focus della polizia stradale sul traffico delle prossime settimane in provincia di Belluno che si preannuncia molto intenso. È la vigilia di un avvio di vacanza incandescente per il traffico sulle principali direttrici della provincia di Belluno. Una quindicina le pattuglie in campo fra tutte le forze dell'ordine coordinate dalla questura per vigilare sui flussi che si prevedono sempre più in aumento. Da noi il bollino sarà da rosso a fluorescente, dice il questore in riferimento alla statale 51 e le sue diramazioni. Sicuramente le nostre strade patiscono nella fase estiva di un traffico notevole dovuto all'attrattiva esercitata dalle nostre zone di montagna. Quest'anno si sono sommati tutti i lavori che sono lungo la 51 e lungo altre strade che portano alle zone preferite, che sono sicuramente le terre alte. La polizia si è coordinata attraverso i tavoli tecnici con le forze dell'ordine, stabilendo un complesso di servizi che prevede nei fine settimana il rafforzamento delle pattuglie su tutto il territorio, non solo in divisa ma anche in borghese. Controlli serrati saranno eseguiti sulla mobilità in generale, con particolare attenzione agli spostamenti dei motociclisti. Le pattuglie vengono dislocate nei passi più impegnativi, più frequentati dai motociclisti e devo dire che l'elevato numero di contravvenzioni, di infrazioni rilevate e conseguenti contravvenzioni purtroppo dimostra l'elevata disciplina di gruppi di motociclisti che non rispettano a volte le più elementari norme del codice della strada, in particolare i sorpassi e gli eccessi di velocità. Già da oggi pomeriggio Viabilità Italia, il centro di coordinamento della viabilità del Ministero dell'Interno, prevede un aumento dei flussi di traffico, le regole per affrontare i viaggi in sicurezza. Controllare il veicolo con cui partiamo, che sia a posto e i propri documenti, e che la persona che lo conduce sia anch'essa a posto. Quindi cosa vuol dire? Niente alcol, niente sostanze stupefacenti o psicotrope che sono i farmaci e soprattutto in condizioni di adeguato riposo. Poi c'è l'altro mezzo per spostarsi, l'autobus. Autobus urbani gratuiti per i turisti residenti a Cortina d'Ampezzo da domani al prossimo 15 settembre. L'amministrazione comunale incoraggia a lasciare l'auto a casa e ad approfittare dei mezzi pubblici per un modo nuovo di vivere e muoversi sul territorio. Crediamo in una Cortina sostenibile, dice il sindaco Gianpietro Ghedina. L'auspicio è nei prossimi giorni la città diventi più green e vi sia una maggiore fruibilità dei parcheggi pubblici. Infine l'allarme lupi con Confindustria che scende in campo e prende posizione nel dibattito infuocato sulla presenza del lupo in provincia di Belluno. L'allarme lanciato da molti allevatori del territorio va ascoltato a tutti i livelli istituzionali. La presenza del lupo va gestita in modo sostenibile e intelligente, senza pregiudizi ideologici e fondamentalismi, dice il vicepresidente degli industriali bellunesi Augusto Guerriero, che è anche presidente di Latte Busche. Guerriero chiede realismo e attenzione nei confronti degli imprenditori che operano in montagna, soprattutto
soprattutto per gli allevatori e agricoltori che sono i veri custodi del territorio, e anche chiede un intervento con un programma di contenimento e piano di risarcimento che siano seri e soprattutto veloci. È tutto allora per questa edizione del Telegiornale di Treviso. Vi lascio alle previsioni del tempo e poi con Marta Marangon la ultima parte della nostra edizione straordinaria. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano all'apice nella giornata di sabato 1 agosto, ma avrà le ore contate. Vediamo la previsione. Sul Veneto il mese di agosto si apre all'insegna del sole e del bel tempo, il cielo sarà sereno. Domenica qualche temporale e graduale ridimensionamento delle temperature che comunque sabato risulteranno piuttosto roventi, minime fino a 26 gradi, massime invece tra 32 e 36 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento ovunque, cielo terso e limpido, non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 23 e 27 gradi, massime sui 34-35 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, salvo per isolati rovesci al pomeriggio sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 21 gradi, massime invece sui 36-37 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.